La svolta arriva da Padova dopo anni di battaglie e trattative. Per la prima volta in Italia una multinazionale della logistica internalizza le attività per migliorare i servizi e tutelare i dipendenti. Questo è il succo dell'accordo importantissimo siglato da CGIL, CISL e Will Trasporti di Padova con il colosso FedEx TNT. Operazione c'è un'internalizzazione, quindi c'è l'azienda con dipendenti diretti, ok, che gestiscono tutte le attività di logistica. Ai lavoratori viene riconosciuto per quanto riguarda tutto quello che hanno maturato FIOSI, quindi scatti di anzianità a livello parte normativa e parte economica. I lavoratori hanno una scelta se continuare l'attività con FedEx oppure se possono fare altre scelte. L'accordo dà garanzie a tutti i lavoratori, sia a tempo indeterminato che determinato. Chi intenderà cambiare azienda o lavoro avrà un bonus di 45.000 euro a fronte di un'anzianità di almeno 15 anni di lavoro. Voglio dire, il lavoro è solo cresciuto, soprattutto sulla parte dell'e-commerce. Con questa grande operazione che viene fatta prima in Italia, io credo che facciamo un grande passo in avanti storico, ma che va in una linea di cambiare la logica in questo paese di appalti. L'Italia è l'unico paese in Europa in cui il settore della logistica si regge con il sistema appalti, un modello che spesso sfrutta i lavoratori e favorisce l'evasione. Nel 2020 la logistica, a causa della pandemia, è stata essenziale nella fornitura di servizi legati all'e-commerce, movimentando solo nell'hub di Padova fino a 35.000 colli al giorno. Ora 160 dipendenti padovani e 400 in tutto il nord-est vedranno riconosciuto il loro impegno. È una cosa molto importante e parte da qui, parte per dare una opportunità ai lavoratori di passare ai lavoratori di serie A e poi fatalità il 1° maggio, quindi il 1° maggio è la festa dei lavoratori, i lavoratori diventano lavoratori veri e propri.